Allora andiamo a prendere subito Luca, capitolo 17. E oggi parliamo della fede. Di una fede però che è diversa da come fino ad ora noi abbiamo interpretato. Quindi il titolo di questo insegnamento oggi è C'è fede e fede. Luca 17 dal versetto 5. Questa la prendiamo tutti perché tanto oggi abbiamo una sola parola. Come amen. Una sola parola, così non avete da girare a destra e a sinistra. Quindi Luca 17 dal versetto 5. Quanti sono presenti alzino la mano. Amen, assai siamo presenti. Gli assenti abbassino la mano. Pure assenti ce ne assai. Allora, quindi Luca capitolo 17 dal versetto 5. Allora gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Diciamolo insieme: accresci in noi la fede. E il Signore disse: se avete tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gesso: sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Ora chi di voi, basta, fermiamoci qua un attimino, poi continuiamo a leggere. Quindi dice, gli apostoli dicono: accresce la nostra fede. Gesù risponde che se uno avesse una minima fede, anche la più piccola fede, che è quella del granello di senape, potrebbe avere una potenza tale da dire a un gelso: sradicati e trapiantati nel mare. Amen. Il gelso, altre traduzioni traducono sicomoro. Ci siete? Alcune traduzioni scrivono sicomoro. È più corretto sicomoro che gelso, ma gelso non è neanche sbagliato. Va bene? Noi abbiamo parlato tante volte del sicomoro in merito a Zaccheo. Vi ricordate quando Zaccheo? Perché il sicomoro è molto simile a una quercia, va bene? E diventa grande quanto una quercia e rami bassi, per cui anche Zaccheo aveva facilità a salire sul sicomoro. La particolarità del sicomoro erano le foglie, che erano a forma di cuore. Va bene? Quindi vuol dire che è un albero che rappresenta un cercare un amore vero. Ecco perché Zaccheo sale sul sicomoro, perché cercava un amore vero. Il sicomoro però in realtà non è una quercia, è molto lontano dall'essere una quercia, ma fa parte della famiglia dei fichi. Però mentre il fico d'inverno, quando cadono le foglie del fico? Quindi in autunno, giusto? Il sicomoro invece è sempre verde, ha dei frutti molto simili al fico, ma non sono buoni come quelli del fico. Perché vi ho detto questo? Niente, curiosità, mi piaceva far vedere quanto sono intelligente. No, per farvi capire che la rappresentazione di quest'albero ha un significato, va bene? Per cui Gesù dice: anche se tu sposti, poi ordini a quell'albero di trapiantarsi nel mare, lui lo fa. Ci siete? Gesù dà un insegnamento. Gli apostoli dicono: dacci, com'è che dicono? Accresci in noi la fede. Come dice? Tutti insieme. Di nuovo? Sapete perché gli apostoli hanno detto accresci in noi la fede? Più per una questione di invidia che per una questione spirituale, perché vedevano Gesù che aveva un certo modo di muoversi e di agire, e avevano questo. Noi sappiamo che gli apostoli non erano molto spirituali, ci siete? Tante volte hanno dimostrato che ricevevano sì un messaggio dal cielo, ma nello stesso tempo erano anche molto carnali. Pietro ne è un esempio, ma non solo Pietro, un po' tutti gli apostoli erano così, si muovevano mossi da un sentimento umano che alcune volte era ispirato, alcune volte per niente. Per cui gli apostoli
dicono questo, accrescino la fede, ma non lo dicono perché hanno voglia hanno qualcosa da fare per il regno dei cieli, ma lo dicono per loro stessi, per appagare il loro desiderio. Tant'è che Gesù li rimprovera sotto un certo punto di vista, gli dice: ma la vostra fede è sufficiente. Così gli ha detto. Perché che cosa gli dice? Anche se avete una fede piccola, 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 è sufficiente. Continuiamo a leggere, vi faccio vedere alcune cose. Ora chi di voi, versetto 7, ora chi di voi se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato a casa dei campi: vieni subito e mettiti a tavola con me? Con me gliel'ho aggiunto io. Non gli dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccami le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai anche tu. Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Non lo penso. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, direte: siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. È un messaggio strano quello che Gesù dà agli apostoli. Sapete perché? Perché il fatto di avere fede, no, e quindi fare l'opera del Signore, perché Gesù li sta rimproverando, gli sta dicendo: voi avete già la fede sufficiente per servire. Gesù gli sta dicendo che Lui è il Signore e che loro devono servire il Signore. Quindi nella rappresentazione dell'arare, del pascolare il gregge, no? Gli apostoli fanno il loro dovere. Quando dice preparami la cena, rimboccami le vesti, servimi affinché io abbia mangiato e bevuto, sta parlando del servizio che gli apostoli, che i cristiani devono al Signore senza nessuna ricompensa. Gesù li sta rimproverando e gli sta dicendo: che cosa vi siete messi in testa? Volete diventare come me? No. In un certo senso gli sta dicendo che la loro fede è una fede che serve per il regno, non per loro stessi. È una fede che serve per rallegrare il suo padrone. Il gregge rappresenta la Chiesa. Quindi la loro fede, il loro modo di agire, il loro modo di fare non serve per loro stessi, ma serve per la Chiesa, per la casa di Dio. Serve per accrescere il prestigio del loro Signore. Cioè, nonostante alla fine che cosa dice? Poi mangerai e berrai anche tu, quindi c'è qualcosa anche per noi. Alla fine dice un'altra cosa, dice: ringrazierà forse quel servo per le cose che gli erano state comandate? Non lo penso. Quindi il servo, il padrone non ringrazierà il servo per quello che ha fatto. Ci siete? Il Signore non ci deve il ringraziamento per quello che facciamo. La nostra ricompensa è stare in quella casa a servire l'Eterno. È un messaggio duro e crudo, ma è così. Gesù li sta rimproverando e gli sta dicendo: che cosa vi siete messi in testa? Voi siete miei servi, dovete lavorare per me, alla fine potete mangiare e bere, alla fine, dopo che avete servito me, e non vi aspettate che io vi dica grazie. Che brutto, eh? Però siccome Gesù si muove verso il sentimento negativo degli apostoli, ci siete? Quando noi ci eleviamo ad un certo, superando la gloria di Dio, no? Il Signore ci mette a tacere e ci dice: che cosa stai facendo? È sufficiente che tu serva. Ma siccome oggi noi stiamo parlando di fede, amen? Oggi noi stiamo parlando di fede, e questa fede si manifesta negli apostoli servendo. Ci siete? Chi se la passa male? Chi non è nella casa di Dio? Perché noi alla fine mangiamo e beviamo pure. Chi è fuori dalla casa di Dio non se la passa bene. Non si sa se riesce a mangiare e a bere
nella stessa quantità e a sazietà come mangiamo e beviamo noi. Però certo, questo messaggio non è bellissimo. Io quando oggi il Signore mi dava non questa parola, un'altra parola, ma io ho capito la parola che mi ha dato il Signore meditando quest'altra parola. Perché non si può capire quella che viene appresso se non si capisce prima questa. Quindi cerchiamo di capire questa parola, noi siamo servi e alla fine il nostro tipo di fede, cioè quella fede che permette al sicomoro o che cos'era? O al gelso di ordinare al gelso di buttarsi a mare, trapendarsi a mare, quello è un tipo di fede per il quale il Signore non ha niente da dirci. È nostro dovere fare miracoli, tra virgolette, muoverci in fede. Quella piccola fede che noi abbiamo è sufficiente per il regno dei cieli. Non possiamo chiedere altro a Dio. Nel nostro cuore, Gesù ci sta dicendo in questa parabola che nel nostro cuore c'è la fede sufficiente per il servizio, per restare nella casa di Dio, per lavorare per il regno di Dio. Questo tipo di fede è sufficiente, tra virgolette, per noi, per restare alla presenza di Dio. È sufficiente per il regno dei cieli. Ora io mi sono fatto un conto che esistono diversi livelli di fede. In questa predica ne ho individuati 3, che è la non fede, la fede e la fede speciale. Amen. Quindi andiamo. Un'altra cosa che riguarda questa parola è che il chiedere più fede a Gesù è sintomo di immaturità. È sintomo di immaturità chiedere una fede più grande. Questo lo dico perché gli apostoli erano immaturi e Gesù gli sta dando un altro insegnamento, un insegnamento che vuole dare pure a noi. E andiamo a leggere Luca dal versetto 11, cioè appresso, la continuazione. Ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme egli passò attraverso la Samaria e la Galilea. E come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzando la voce dicendo, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Ed egli veduteli disse loro: andate e mostratevi ai sacerdoti. E avvenne che mentre se ne andavano furono mondati, cioè furono guariti. Amen. Uno solo di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù allora prese a dire: non sono stati guariti tutti e 10, ma dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo straniero. E disse a questi: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Quindi abbiamo detto che ci sono 3 livelli di fede, ovvero la non fede, la fede e la fede speciale. Quindi è ovvio che questi 10 lebbrosi non erano persone che non avevano fede. Ci siamo? Siamo stati guariti. Gesù stava andando verso Gerusalemme e si avvicina a un certo villaggio. Il fatto che non ci viene comunicato il villaggio indica che questi qua erano persone che erano state allontanate, erano fuori dal villaggio. Gesù si avvicinò al villaggio, ma non erano nel villaggio, perché i malati di lebbra in genere dovevano stare lontano da chiunque era sano, tant'è che si avvicinano a Gesù, ma non gli vanno vicino, gli gridano: Signore salvaci, Signore guariscici, Gesù Maestro. Ci siete? Hanno rispetto della legge di Dio, nello stesso tempo cercano misericordia. Allora Gesù che cosa dice? Andate e mostratevi ai sacerdoti. Perché? Perché in Leviti, credo che sia il Leviti, se ve lo volete scrivere, vediamo prima se l'ho scritto io.
Da qualche parte l'ho scritto. Leviti comunque. In un capitolo dei Leviti si parla di come si doveva appurare la guarigione di un lebbroso, cioè si doveva andare da un levita, da un sacerdote, e per 7 giorni doveva stare sottoposto al sacerdote. Dopo 7 giorni il sacerdote poteva fargli il foglio di via che era guarito. Che succede? Quindi loro gridano e Gesù gli dà un ordine, gli dice: andate a mostrarvi al sacerdote. Quindi, intanto per avere un miracolo è ovvio che ci vuole la parola del Signore che ci dà il via, va bene? Loro sono andati verso Gerusalemme, verso il sacerdote, ma mentre loro camminavano per strada sono stati guariti. In questa guarigione non è avvenuta subito, ma dopo un'ubbidienza. Ok? Gesù ha ordinato loro: andate, loro sono andati e per la strada sono guariti. Ora di questi 10 se ne è ritornato indietro solo uno. Quindi non sono persone senza fede, sicuramente hanno avuto fede. Amen? Sì o no? Sì. Caspita, vorrei vedere. Ci siete? Quindi loro non sono di quelli senza fede, cioè del primo livello, sono quelli che hanno una fede, hanno creduto nel nome del Signore Gesù, hanno creduto nella sua potenza, hanno creduto e sono stati guariti. Amen? Gloria a Dio. Noi vogliamo questa fede? Sì o no? Sì. No. Noi vogliamo un altro tipo di fede. Continuando con questa fede, diciamo, tutti e 10 hanno creduto. Loro hanno ricevuto questo miracolo e l'hanno ricevuto mentre camminavano, senza vedere che loro erano stati guariti. Sono andati in fede verso il sacerdote a mostrarsi e in fede loro hanno notato che mentre a metà strada, diciamo così, sono stati guariti. Quindi rileggiamo di nuovo il versetto 7, dice così: ora chi di voi, se ha un servo ad arare e pascolare il gregge, gli dirà quando torna a casa dei campi: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccami le vesti, servimi affinché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai anche tu? Stiamo parlando della stessa cosa, dello stesso tipo di fede. Ci siete? Questi 10 servi sono andati a Gesù come servi. E Gesù ha detto: andate. Quindi sono servi che ascoltano la parola del Signore e vanno secondo la parola del Signore. Stanno lavorando in quel momento per la causa di Gesù. Anche perché arrivando dai sacerdoti lo avrebbero detto che è stato Gesù. Quindi stanno lavorando per Gesù. Mentre loro camminano, che cosa ricevono? Ricevono il pane e il cibo necessario per loro. Ma questi 9 che non sono tornati indietro sono servi inutili. Ci siete? Lo capite che cosa vi voglio dire? Che cosa il Signore ci sta dicendo? Che sì, stanno lavorando per il regno, sì, stanno andando a testimoniare che Gesù li ha guariti, sì, stanno andando secondo l'ordine del Signore a proclamare la parola di Dio, tra virgolette, il fatto che il verbo, il maestro, il Signore li aveva guariti. Ma quei 9 erano servi inutili, hanno lavorato per la casa dell'Eterno. Alla fine della giornata hanno ricevuto quello che volevano, cioè mangiare e bere, hanno ricevuto il loro premio. Sicuramente il Signore poi penso che li avrà salvati, nel senso che se li sarà portati in cielo. Ma il 9, il 10° ha una particolarità. Il 10° spicca rispetto agli altri 9 per tante ragioni. Una di queste ragioni è che non è israelita, non è giudeo, ma è samaritano. Che cosa vuole dire? Vuol dire che mentre gli altri 9 erano giudei e quindi erano legati alla legge,
erano legati alla religiosità, erano legati al modo di comportarsi, di fare, di agire, di muoversi, erano legati più all'aspetto legale che spirituale. Per cui per loro adempiere alla parola di Gesù, ma non solo alla parola di Gesù, adempiere alla parola di Mosè, in questo caso, che ordinava di andare a presentarsi ai sacerdoti, per loro era qualcosa di importante. E loro erano più legati all'aspetto giuridico che all'aspetto spirituale. Loro avevano capito veramente che erano stati guariti. Amen. Ma nello stesso tempo stavano adempiendo ad una legge, non ad un ordine. Quindi quando noi siamo legati ad un modo di fare, ad un modo di pensare, quando noi non siamo, ora ci arriviamo piano piano, però quello che vi voglio dire ve lo voglio fare capire, noi non dobbiamo essere legati troppo alla legge, non dobbiamo essere legati troppo a quello che è una regola, che deve diventare una regola per noi. Non ci possiamo dimenticare che Gesù è venuto. Amen. Quindi passiamo all'altra fede, che è la fede speciale. E dice così, se lo andiamo a leggere, dice così. E uno di loro, versetto 15, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù loro prese a dire: non sono stati guariti tutti e 10, ma dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato a dare gloria a Dio se non questo straniero. E disse a questi: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Un'altra cosa che è strana, veramente, se voi leggete dite c'è qualche cosa che non quadra. Il fatto che Gesù che cosa ha ordinato loro? Andate dai sacerdoti. Ma lui non c'è andato, tra virgolette, diciamo così, ha disubbidito alla parola del Signore. Ci siete? È strana questa cosa. Gesù non lo sta rimproverando. Sapete perché? Ci sono anche qua tante ragioni. Prima di tutto perché lui era un samaritano e non era legato alla legge, ma non ha disubbidito alla parola di Gesù. È tornato dal sacerdote. È tornato dal sacerdote e si è mostrato al sacerdote, il sommo sacerdote, che era Gesù. Ci siete? Quindi non ha disubbidito all'ordine di andare a mostrarsi al sacerdote. Ma la vera fede ha una particolarità. Ovvero avere fede in Gesù, ma non tanto nelle sue parole. Non tanto nelle sue parole. Vi voglio fare vedere una cosa. Andiamo a leggere il versetto 9. Ringrazierà forse quel servo che ha fatto le cose che gli erano state comandate? Naturalmente qua parla del Signore, del padrone del padrone di quei servi. E il padrone non va dal servo a chiedere grazie. Amen? Ci siete? Gesù non viene da noi a dirci grazie, soprattutto quando l'atteggiamento nostro è quello di avere e basta, di ricevere e basta. Ma al versetto 16: e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, come c'è scritto? Ringraziandolo. Gli altri, abbiamo detto che gli altri 9 erano servi inutili. Sapete perché? Perché non hanno ringraziato, hanno mangiato e bevuto alla fine della giornata sufficiente. Gesù sta dando un insegnamento agli apostoli, lo sta dando anche a noi, e ci sta dicendo che noi siamo servi inutili finché lavoriamo per Lui, finché stiamo ad un certo livello, finché il nostro lavoro è per la Chiesa, è per il regno dei cieli, è pensare per le cose di Dio. Noi saliamo di livello quando, dopo aver mangiato e bevuto, lo ringraziamo. Mangiare e bere, vedete che non è una cosa cattiva. Nella parola di Dio Gesù ci sta dicendo che il mangiare e il bere è guarigione, è liberazione. Non lo so se voi
riuscite ad afferrare questo messaggio. Magari noi leggiamo, abbiamo letto quella parola che sembra cruda e dura da masticare, nel senso che sembra più il lavoro che noi facciamo per Gesù che Gesù fa per noi. È più il lavoro che si fa per il Signore, perché che cosa dice? Alla fine della giornata mangerà e berrà anche il servo, ma quel mangiare e bere ha un significato, significa il regno dei cieli, significa guarigione, significa liberazione, significa riposo. Gesù ci ha detto che prima dobbiamo pensare alle cose del cielo. Amen. Questo prima pensare alle cose del cielo ci darà una ricompensa. Gesù dice che c'è la ricompensa e la nostra ricompensa è mangiare e bere, cioè significa avere riposo, avere guarigione, avere liberazione, perché anche quei 10, tutti e 10 hanno avuto il loro mangiare e il loro bere, sono stati guariti e non è una cosa da niente. La loro fede è servita per il regno dei cieli, diciamo così, 100. Loro sono stati guariti 1, ma quell'uno è fenomenale, è incredibile, è qualcosa che non si può descrivere. No? Solo chi ha ricevuto una guarigione di questo tipo può dire: ho ricevuto una grande gioia dal Signore, ho ricevuto una grande liberazione. Amen, ci siete? Cioè il fatto che il mangiare e il bere alla fine della giornata a noi può sembrare negativo, ma in realtà è qualcosa di molto positivo. Molto positivo, è un guadagno enorme, è qualcosa che sazia, ci libera, ci dà guarigione, ci dà appagamento di ogni cosa. A noi sembra che lavorare per il Signore sia una grande fatica, ma non è così. Non è così. Alla fine della giornata noi abbiamo la ricompensa. E se anche nella prima parte di quello che noi abbiamo letto sembra una ricompensa minima, in realtà è una grande, grossa ricompensa, perché quella ricompensa l'hanno ricevuta i 10 lebbrosi, cioè sono stati guariti. Sono stati guariti. Per la loro fede sono stati guariti, per il loro servizio a Gesù sono stati guariti. Ma alla fine della giornata noi abbiamo la possibilità di ringraziare. E quel ringraziamento ha un significato più profondo. Ci libera, quel ringraziamento non ci fa più servi, ci fa figli. Non lo so se capite, ora il cambiamento di passo, il cambiamento di fede. Gesù alla fine dice a questo servo: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Ma anche gli altri 9 hanno avuto fede. È ovvio che c'è salvezza e salvezza anche, oltre ad esserci fede e fede. Loro hanno ricevuto una salvezza esteriore, lui ha ricevuto anche una salvezza interiore. Noi, Gesù in un altro brano ci dice: non vi chiamo più servi, ma amici. Ma bisogna passare dall'essere servi e bisogna passare anche certe volte dall'essere servi inutili per arrivare a diventare amici. E questo avviene nella misura in cui la nostra fede si trasforma, che non sia più una fede di pretendere qualcosa dal Signore, tra virgolette pretendere, chiedere per ottenere qualche cosa da Dio. La nostra fede si deve trasformare. Prima di tutto dobbiamo ringraziare Dio anche se ancora non abbiamo ricevuto. Cioè dobbiamo muoverci con fede veramente. Dobbiamo muoverci veramente pensando che Gesù ha dato una parola, ci ha dato una parola, e quella parola è per noi, per la nostra guarigione, per la nostra liberazione. Ma il passaggio da questa fede alla fede superiore non ci fa vedere più il problema, ci fa vedere la gratitudine che dobbiamo avere. Deve trasformare il nostro modo di vedere Gesù, che non è solo quello di guaritore, di liberatore, di maestro, di Signore, ma è quello di amico. Noi, quando trasformiamo la nostra fede ad un livello superiore, si trasforma anche la nostra vita. Non siamo più servi che servono per la casa dell'Eterno, siamo amici. Vedete, alla fine di tutto questo discorso era
centrato soprattutto su far capire agli apostoli che stavano sbagliando. Gli stava dicendo che loro non si dovevano mettere in mostra. Quello che loro facevano era per la gloria di Dio. Eppure gli apostoli liberavano, guarivano gli ammalati, liberavano gli indemoniati. Vi ricordate? Giacomo e Giovanni hanno avuto la presunzione di dire, diciamo così, la mamma, che si infila sempre, no? Una a destra e una a sinistra. Cioè nel loro non c'era il desiderio di spiccare. Ognuno di loro viveva una vita di, come si dice? No, protagonismo. Erano rivali l'uno verso l'altro. Erano in competizione. Amen. Erano in competizione, certe volte volevano entrare in competizione anche con Gesù. Ci siete? Ecco che noi dobbiamo trasformare il nostro modo di vedere le cose, nello stesso tempo dobbiamo trasformare la nostra fede, la dobbiamo migliorare, la dobbiamo lavorare in modo tale che Gesù, non siamo più servi inutili, ma siamo amici utili. Come si fa? Si fa andando al Signore e ringraziandolo, cercando la sua faccia. Abbiamo parlato tante volte del cercare la faccia dell'Eterno, tante volte abbiamo parlato di cercare la sua gloria, la sua presenza, e quello deve essere il nostro compito. Gesù ama di più questo tipo di sacrificio, cioè andare a cercare Lui. Gesù ama di più quel servo, ha amato di più quel samaritano, addirittura guardate che tra virgolette lo disprezza, dice questo straniero. Tra virgolette lo disprezza, sta facendo capire che coloro che in realtà dovevano meritarlo non lo meritano. Per cui state attenti, perché quel discorso dei 9 lebbrosi era un discorso che stava facendo anche agli apostoli e gli stava dicendo state attenti, perché se non diventate miei amici non mi meritate. È un avviso che il Signore fa pure a noi, dice state attenti, perché se vi muovete in una determinata maniera non siete miei amici. Quindi il servo in sé cerca di fare il massimo per il suo Signore, cioè si ammazza la vita per il servizio. L'amico invece viene, anche se lavora per l'opera del suo padrone, però alla fine trova un amico, non trova un padrone. Capite la differenza? Il nostro livello di fede deve salire e sale nella misura in cui noi, come ha fatto il 10°, si getta con la faccia a terra, ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Gettarsi ai piedi significa anche adorare, benedire, lodare. Amen. Quindi cercare un'intimità. Amen. Quindi un'altra cosina. Abbiamo quasi finito. Leggendo di nuovo versetto 16, e si getta con la faccia a terra ai piedi di Gesù ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Il samaritano, abbiamo detto poco fa che è uno straniero, ma il fatto che sia un samaritano che si getta ai piedi di Gesù indica che chiunque può diventare amico di Gesù, nel senso che ognuno di noi ha questa possibilità. Gesù non lo disprezza, non gli sta, cioè tra virgolette lo disprezza perché dice che è uno straniero, ma non lo caccia via, lo accoglie e gli dà il premio, che è quello di essere salvato sicuramente, ma gli dà un premio che è superiore, un premio che a noi certe volte sfugge, cioè quello di poter entrare alla presenza di Dio, quello di poter stare insieme a Lui, di poterlo amare, ringraziare, lodare.
Non ci dobbiamo dimenticare che questo è il tipo di fede che vuole il Signore da noi. Ma dobbiamo finire sempre di essere quelli che chiedono. Non è così. Quella è una fede che dà, perché guardate che tutti e 10 hanno chiesto e tutti e 10 hanno ottenuto. Questo vuol dire che chiunque può chiedere a Gesù e Gesù dà a chiunque. Va bene? Ci siete? Qualsiasi cosa noi chiediamo, se la chiediamo con fede e obbediamo alla parola del Signore, la riceviamo. La riceviamo, ma noi dobbiamo fare la differenza però di quei 10. Noi dobbiamo diventare quell'uno che è tornato indietro. Noi dobbiamo essere quell'uno che ha ringraziato, che si è gettato ai piedi di Gesù e che ha cercato la sua faccia. Amen. Allora ci alziamo. Dobbiamo togliere lo sguardo da noi stessi e guardare a Gesù. Signore, noi vogliamo, Signore, essere come quel lebbroso, guarito, mondato, Signore. Noi vogliamo salire, Signore, di livello, vogliamo cambiare la nostra fede. Ora che vieni, Signore, vieni dentro di noi, Signore eterno, nel nome di Gesù. Signore, noi vogliamo gettarci ai tuoi piedi, vogliamo adorarti, cercarti, Signore. Noi vogliamo, Signore, essere come quel lebbroso, Signore, che ti ha cercato, che è tornato indietro, Signore, non è andato avanti, che è tornato indietro per cercare te, Signore. Non ti ha potuto godere prima della malattia, ti ha goduto dopo, Signore. E noi vogliamo questo, Signore, vogliamo godere della tua presenza, Signore, stare alla tua presenza, Signore. Non permettere, o Eterno, che il nostro sguardo sia rivolto troppo alla legge, dimenticando chi ha scritto quella legge. Signore, nel nome di Gesù, permetti, Signore, di guardare, permettici, Signore, di guardare alla nostra lebbra. Permettici, Signore, di vedere la nostra condizione. Quando siamo peccatori, Signore, noi siamo sporchi, siamo lebbrosi, Signore, non abbiamo la possibilità di avvicinarci a te. Nello stesso tempo, Signore, noi gridiamo a te. Noi vogliamo, Signore, che la tua parola si manifesti in noi, che la tua parola ci ordini. Tu sei guarito, tu sei liberato. La lebbra, Signore, è segno di peccato. E noi vogliamo essere liberati da ogni peccato, Signore. Noi sappiamo che con fede tu ci liberi. Con la nostra fede, Signore, e la nostra obbedienza, tu ci dai guarigione, liberazione, Signore. Ed è una cosa meravigliosa, Signore. Stare a mangiare nella tua casa, bere, Signore, nella tua casa. È una cosa meravigliosa, un privilegio, Signore, unico. Ma vogliamo essere come quel lebbroso, Signore, che una volta guarito, liberato dalla sua condizione, che una volta sanato, ricomposto, Signore, perché la lebbra decompone, ricomposto, Signore, nelle sue membra, nel suo volto, nelle sue mani, nei suoi piedi, Signore, possiamo ritornare a te. Signore, noi vogliamo ritornare a te, liberati, Signore, guariti. Vogliamo, Signore, darti onore e gloria. Vogliamo trasformare, Signore, il nostro modo di servirti in un modo, Signore, particolare. Vogliamo diventare tuoi amici. Vogliamo diventare, Signore, persone che ti conoscono, Signore. Gli amici conoscono gli amici.
Nel nome di Gesù, Kyria Shadari Asna Sesmaine Kie, Ola Yashidini Asna Saranke Snaina Makaye, Oranka Shidini Asna Sirimini Kirimini Asmaye. Signore, levaci di livello, Signore. Facci comprendere che, Signore, che cosa significa ritornare indietro. Facci aprire, apri gli occhi, Signore. Facci comprendere cosa vuol dire ritornare a te, Signore, con tutto il cuore. Ritornare a te, Signore, e adorarti, Signore. Buttarci ai piedi tuoi, Signore, e ricevere la tua benedizione, la tua amicizia, Signore. Oshara chiedi asnai. Ora anche muoviti, Signore, con potenza, Signore, nel nome di Gesù. Non vogliamo più essere chiamati servi inutili, Signore. Noi non siamo servi inutili, Signore. Noi siamo tuoi amici. Signore, noi siamo amici che pranzano con te alla tua stessa tavola, Signore. Trasforma la nostra fede, Signore, in una fede che salva, in una fede che salva, in una fede che salva, Signore, nel nome di Gesù. In quella fede, Signore, che ci fa vedere chi è veramente il sommo sacerdote, chi è veramente colui che regna, chi è colui che ha scritto la legge. Ora che di muoviti, Signore, manda il tuo spirito su di noi in questo momento, Signore. Stendi la tua mano potente, eterno, e guariscici da ogni lebbra, Signore. Guariscici da ogni lebbra, Signore, nel nome di Gesù. Vieni, stendi la tua mano, Signore. Magnifico Dio e magnifico Re. Stendi la tua mano con la tua parola, Signore. Liberaci da ogni lebbra, Signore. Nel nome di Gesù, in questo momento, guarigione, Signore. Guarigione per noi, guarigione e liberazione, Signore, per la nostra carne, per la nostra anima e per il nostro spirito, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, noi gridiamo a te, Signore Maestro, sanaci. Signore Maestro, sanaci. Signore, sanaci, Gesù. Ora yashidane kismaini andasnaine kirabakaye. È fiduciosa, Signore, noi veniamo a te e ti ringraziamo, Signore. Grazie, Signore, perché la nostra ricompensa è grande, Signore. I tuoi doni, Signore, sono grandi per noi, Signore. Benedetto sei degno, Signore, di lode, di gloria e di onore, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore. Santo, santo, santo. Oishara in desnaine marahanke snaini varandismaye. Gloria a te, Signore, benedetto, Signore. Signore, noi vogliamo essere quel solo, quell'unico, quel grande uomo, Signore, che dopo essere stato guarito nella carne, è stato guarito anche negli occhi, Signore. E ha visto la tua gloria, Signore, la tua gloria e la tua potenza. Ha aperto gli occhi, Signore, ha visto chi è il vero sommo sacerdote. Ha riconosciuto in te colui che ha scritto quelle parole. Ora anche oh shara yasna indena makara yasna sara. E questo dice il Signore, che da oggi in poi, nell'ubbidienza della sua parola, non ci saranno più miracoli lenti, ma avverrà qualcosa all'improvviso. Proclama la tua guarigione ora, la tua liberazione ora. Signore, io sono libero. Signore, io sono guarito. Gloria a te, Signore. Benedetto, Signore, sei degno, Signore, di lode, di gloria e di onore. Benedetto, Signore. Gloria a te, Signore Santo. Grande, grande, meraviglioso, Signore. Eterno, Signore Dio, magnifico Dio.
Ora che la luce è venuta nel mondo ed è in noi quella luce. Quella luce è in noi, Gesù è in noi, Gesù è in te. Oznaj saranke zmane yavade shaye. Kara yashada yasnanzera makra. Onde znaj shidini znaj serale rakeda nama yesmai shisa. Inda znaj serendine kiremani anekini mini ashaye znaye. Vieni Spirito Santo, trasforma Signore il nostro credere, trasforma il nostro credere in adorazione, trasforma la fede che guarisce in fede che salva, trasforma Signore il servo in amico. Alleluia, gloria a te Signore Santo. Santo Signore sei degno. Gloria a te Signore. Alleluia, che riasciadi ni asnai. Onke nai ne che. Onke nai che dai smai na yashi. E sarà esnai se smai ne che namara randasha. Io sono libero. Shiveni asnai che ramande smaie. Ora che Daniana ni che ramai shis la snai ni che ora rende shada na yasnai shada di yasnai sesmai ora riana che ne yasna che na yasnai shid ni mazvaye indala na yashis na sera ne che ne ni yashe ora che Daniana shid ni yasnai. Grazie Gesù, gloria a te.
moje znasz, ona i nie znese.
Signore, è bello desiderare nel nostro cuore di prostrarci ai tuoi piedi per ringraziarti, Signore. È bello poter essere chiamati amici ogni giorno, ogni momento. Amen. È bello poter essere veramente amici. E noi vogliamo essere i tuoi amici. E vogliamo essere servitori utili, Signore, che veramente diano gloria al tuo santo nome in ogni tempo, in ogni momento. Che si diano premura di ringraziarti con tutto il cuore. Amen, grazie. Per le cose visibili e per le cose invisibili. Perché quando lavoro fai per noi, ma molte volte noi siamo ingrati perché noi vogliamo ottenere quello che vogliamo noi, ma non quello che tu ci vuoi dare per il nostro bene. E molte volte non ti ringraziamo perché noi non vediamo il bene che ci fai. Eppure, chissà veramente da quanti miracoli, da quanti incidenti tu ci hai salvato, tu ci hai protetti. E io ti voglio ringraziare, Signore, per ciò che vediamo e per ciò che non vediamo, Signore. Noi comunque, Signore, al di là di ogni cosa, rimaniamo tuoi figli. E so, Signore, che tu vuoi il bene dei tuoi figli. Amen. E noi vogliamo ricevere questo bene, Signore. E vogliamo essere consapevoli del bene che riceviamo ogni giorno, ogni momento. Perché non vogliamo peccare per ingratitudine, Signore. Perché molte volte, volgendo lo sguardo altrove, noi rischiamo di perdere il controllo e rischiamo, Signore, di non vedere il bene che fai alla nostra vita. Grazie, Signore. Grazie comunque per tutto quello che tu fai. Grazie, Signore. C'è che in questa vita piena di problemi, in questa vita piena di avversità, mi hai donato la serenità, la pace e la tranquillità, e con l'amore anche la felicità. E non mi hai detto che ho sbagliato, che ho peccato, ma mi hai rinnovato col tuo amore. C'è che in questa vita piena di problemi, in questa vita piena di avversità, mi hai donato la serenità, la pace e la tranquillità, e col tuo amore anche la felicità. E non mi hai detto che ho sbagliato, che ho peccato, ma mi hai rinnovato col tuo amore. Opere potenti tu hai compiuto dentro e fuori intorno a me. Se diventa il tuo amore grande come te, mio Padre, il mio Signore, il mio Pastore, che mi rialza sempre col suo amore. E comandame, proclamerò a tutti che ti amo col cuore, Signore, Signore. E comandame, proclamerò a tutti che col tuo amore mi attirato a te. Signore, Signore. E comandame, proclamerò a tutti che ti amo col cuore, Signore, Signore. E comandame, proclamerò a tutti che col tuo amore mi ha tirato a te. Signore, Signore. E comandame, proclamerò a tutti che
Signore, voglio che tu passi, continua a passare in mezzo a noi, Signore. Ti prego, Signore, presentati ad ognuno di loro, Signore, in questo momento, Signore. Sì, Signore Gesù. Guarda le loro afflizioni, Signore. Stendi la tua mano, Signore, prendi la loro mano e alzali nel nome di Gesù, nel nome tuo santo. Ti prego, Signore, in questo momento, Signore. In questo momento, Signore, ti prego, rialzali, Signore. Di loro, Signore, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Fa che ognuno di loro si senta veramente perdonato, Signore. Fa che ognuno di noi si senta perdonato e che vada a casa, ritorni a casa con il cuore gioioso, Signore. Amen, alleluia. Col cuore pieno di te, Signore. Con la voglia di ritornare a te per ringraziarti. Con la voglia di ritornare a te per prostrarsi ai tuoi piedi. Ti prego, Signore. Fa che ognuno di noi veramente, Signore, possa comprendere, possa fare sua questa parola. Amen, sì, Signore. Che l'aiuto viene solo dal Signore. Alleluia. Sì, Signore. Nel nome Nessuno può aiutare in questo mondo. Tutto ciò che rientra nell'umanità potrebbe essere anche bello, spettacolare, ma non unico, non particolare, non speciale. Perché tu sei il solo speciale, il solo che ci guarda con amore infinito, il solo che ha pazienza di perdonarci, di aspettarci, di rialzarci, di aiutarci, di incitarci, di suscitare in noi il tuo volere, solo tu, Padre. E noi vogliamo ritornare sempre, Signore, fra le tue braccia di Padre amoroso, perché tu sei il nostro Signore. Alleluia. E noi sappiamo, siamo convinti di questo, anche se il mondo molte volte ci devia, ma noi siamo convinti che solo presso di te la salvezza, solo presso di te il perdono, solo presso di te la guarigione e la liberazione, solo presso di te c'è pace su pace, solo presso di te c'è gioia su gioia, Alleluia. solo presso di te c'è amore su amore, perché tu sei veramente il grande e perfetto Dio, il grande Dio che non lascia nessuno a mani vuote. Grazie, Gesù. E se molte volte non otteniamo, è perché molte volte chiediamo male, o perché molte volte non è il tempo di ricevere, o perché molte volte il Signore aspetta altre cose prima di graziarci. Ma noi comunque, Signore, vogliamo ritornare a te con cuore sincero e vogliamo dirti grazie, Padre, Grazie, Padre. per l'amore che ci hai donato. Per il tuo amore. Grazie, Padre, per la chiamata. Grazie perché comunque, Signore, tu ci hai tirati fuori dal mondo. Grazie perché comunque già tu ci fai riposare nei verdi pascoli dell'eternità. Grazie, Padre. Grazie, Padre, perché tu ci ammaestri. Grazie perché tu ci dai consiglio giorno e notte. Grazie perché tu ristori la nostra anima. Grazie. Grazie, Padre. Grazie perché tu dai gioia anche nel dolore. Grazie, Padre. Grazie perché anche nelle tenebre tu ci dai la luce. Alleluia. E grazie, Padre. Signore, perché anche se crediamo di brangolare nel buio, la tua mano ci prende e ci guida a modo tuo. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie. Amen. Grazie, Signore. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto il cielo e la terra. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Il tuo piede non vacillerà, il tuo Dio non sonnecchierà, il tuo Dio ti proteggerà e per certo Lui non dormirà. Il tuo Dio ti custodirà, la tua vita salva sarà, il tuo uscire Lui difenderà e il tuo entrare Egli guarderà. Alzo gli occhi verso i monti, dove mi verrà l'aiuto. Alzo gli occhi verso i monti, dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Il tuo piede non vacillerà, il tuo Dio non sonnecchierà, il tuo Dio ti proteggerà e per certo Lui non dormirà. Il tuo Dio ti custodirà, la tua vita salva sarà, il tuo uscire Lui difenderà e il tuo entrare Egli guarderà. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Alzo gli occhi verso i monti, dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Il mio aiuto viene dal Signore